Giulio Fezzi, presidente di Phoenix Capital. Abbiamo disegnato Phoenix Capital nel 2008, ci avviciniamo quindi ai 15 anni di attività per portare servizi alle imprese e alle istituzioni in prevalenza in origine nel mondo finanziario, assicurativo e dei pagamenti. Servizi prevalentemente di consulenza e di tecnologia, cyber security e operations. Prestati sia da persone, siamo più di 70 ad oggi, sia da un ampio ecosistema di partnership che conta più di 50 società con cui collaboriamo mediamente da almeno 10 anni, in modo da avere sempre pronta la soluzione, la tecnologia, la competenza che serve in quel momento. Phoenix Capital nasce poi un po' da una nostra mania di voler costruire cose, quindi facciamo tutto questo ma con lo spirito di voler lasciare un segno, di costruire cose nuove, di valorizzare le persone. I progetti in cantiere riguardano in primis portare, si dice, al next level tutta la nostra realtà. Noi operiamo su diverse divisioni, quindi il business consulting, corporate finance, cyber security, TLC, operations, abbiamo nuove divisioni commerciali nello sport e nell'industria, cose nuove le stiamo studiando. Il primo progetto in cantiere è portare tutto questo a un livello 2.0, forse 3.0 in termini dimensionali e di qualità percepita dai nostri clienti. La seconda cosa, direi, portare a compimento esecutivo una serie di progetti nati quest'anno e di cui si è letto ampiamente, ad esempio la FC Clivense, piuttosto che la nostra partecipazione anche personale alla holding di territorio Next Gen, sempre tenendo fede appunto ai nostri valori di lasciare il segno sul nostro territorio. Senza dubbio la motivazione che ci spinge ogni giorno ad alzarci e a riprendere in mano i ferri del mestiere è senza dubbio quella di valorizzare, costruire persone che possano trovare soddisfazione in quello che fanno. Quindi la persona in prima battuta. 2, costruire cose nuove, siamo un po' fissati su questo, ci piace proprio fare, abbiamo nel sottotitolo iniziative di sviluppo, quindi proprio costruire nuove cose, nuove realtà, far sbocciare, fiorire nuove relazioni e lasciare certamente valore sul nostro territorio.